Allora, cari telespettatori, rieccoci insieme e siamo in diretta, quindi potete anche mandare i vostri messaggi oppure fare le vostre telefonate. Rivincita dei pensionati, possiamo dirla così, una rivincita anche interessante dal punto di vista economico, perché c'è stata una sentenza molto importante che ha dichiarato ufficialmente che il mancato adeguamento delle pensioni che era stato stabilito sotto il governo Monti con i provvedimenti anche della Fornero, e quindi non c'era stata più la rivalutazione delle pensioni sopra una certa cifra, adesso invece è illegittimo, doveva essere garantito e deve essere in qualche modo risarcito. Si tratta di cifre comunque rilevanti, si tratta di numeri importantissimi di pensioni che hanno messo in crisi lo stesso sistema finanziario del governo, che adesso sta provvedendo perché dirà che quelle pensioni 5 volte sopra la cifra minima di quota non verranno coinvolte, ma soltanto fino alle 5 volte tanto, proprio perché altrimenti non si saprebbe dove tirar fuori questi soldi. Sono circa 79.000 su un totale di 234.000 i pensionati di Padova, per fare un esempio, e provincia, che per effetto di questa sentenza della Corte Costituzionale non hanno avuto la perequazione delle pensioni. Ne parliamo con Franco Piacentini, presidente dell'Auser regionale Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Pensionato, rappresenta anche tanti pensionati che fanno parte dell'Auser, e che avete fatto anche un'analisi bella dettagliata su qual è la situazione. Quindi si tratta di soldi importanti. Se i pensionati da un lato chiedevano l'adeguamento degli 80 euro e gli è stata chiusa la porta in faccia, adesso con questa dicono vabbè, gli 80 non me li hai voluti, mi darai 1.400 euro in un anno e passa. Anche se c'è una differenza sostanziale, perché gli 80 dovrebbero, se riconosciuti, dovevano essere riconosciuti appunto a tutti i pensionati, certo, quindi non soltanto coloro che superavano o che superano le 3 volte il minimo. Questo provvedimento, diciamo, fa giustizia per circa il 30% dei pensionati e delle pensionate. Ecco, allora premesso, noi non stiamo parlando delle pensioni alte, lì è stato anche, per carità, che ma non sono alte. No, di quelle che magari delle sì, no, vabbè, è chiaro infatti, che non stiamo parlando delle famose però, esatto, delle pensioni, mega diciamo, pensioni, le famose pensioni d'oro, assolutamente. Stiamo parlando di sopra 1.450, giusto? Infatti, nel 2011 il governo Monti emanò appunto quel provvedimento chiamato così Salva Italia, nel quale, attraverso il ministro del lavoro Fornero, aveva introdotto quel blocco della perequazione, che sarebbe quella scala mobile per i pensionati, automatica delle pensioni. Per il 2012-2013 significava in quel momento il 2,7% per il 2012 e il 3% per il 2013. Chi erano le persone interessate? I pensionati e le pensionate che superavano in quel periodo circa 1.450 euro lordi al mese di pensione. Lordi, infatti, bravo, sì, 1.450 le famose lordi. 3 volte il minimo sostanzialmente dava questo risultato, circa 1.450 euro al mese lordi, che al netto, come stimo io, poi ci può essere qualche differenza di qualche euro, non andiamo oltre i 1.100 euro netti al mese. Quindi questa cifra qua non avrebbe avuto, quindi non ha avuto il famoso adeguamento previsto dai parametri Istat, che sostanzialmente, fatte poi un po' di calcoli, se dovesse partire la restituzione, ogni persona interessata a quel blocco della perequazione, secondo una mia valutazione, al netto dovrebbero mediamente percepire circa 1.400 euro. Che non sono poca cosa. Che non sono poca cosa, però c'è anche l'aspetto positivo in più, perché poi quel riconoscimento, cioè quel ripristino della perequazione, io poi me lo porto per tutta la vita. Quindi di fatto, diciamo, la mia pensione viene rivalutata. Sto usando il condizionale, perché come permetteva lei prima giustamente, c'è il pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha ritenuto e che ritiene illegittimo quel provvedimento del 2011. Però la Corte non può imporre all'istituto, per esempio, che è l'INPS, di erogare, certo, diciamo, questi arretrati o queste quote non riconosciute. Ci vuole appunto un provvedimento del governo. Ecco, però io leggevo che un trafiletto su un giornale, un trafiletto nascosto, piccolo piccolo, dove c'era scritto che il governo avrebbe previsto con decreto di stanziare questa cifra fino a 5 volte il minimo. Sì, allora il governo sta facendo una serie anche di dichiarazioni. Intanto a noi è fatto piacere perché comunque ha preso atto
del pronunciamento della Corte Costituzionale. E adesso sta cercando, diciamo così, lo strumento, diciamo, migliore per evitare anche problemi seri, diciamo, alle casse dello Stato, di vedere come, con quali modalità, io penso anche con quale diciamo, rateizzazione versare questi soldi agli interessati. Qual è il punto? Il punto è che non hanno ancora stabilito quanto sarà questa somma, perché avevano parlato all'inizio di 3-4 miliardi, adesso proprio in queste ore sta parlando di 10 miliardi. 8-10 miliardi. Quindi sì. È un costo, diciamo, pesante. Allora stanno cercando, diciamo, un sistema appunto per evitare che ci siano poi problemi, perché ci sarebbe veramente una beffa, nel senso che magari restituiscono questi soldi a circa 30% di pensione. Poi magari siccome devono fare quadrare i conti, magari fanno altri provvedimenti, magari tagliano alcune prestazioni del welfare, magari aumentano qualche punto della tassazione, quindi di conseguenza ci sarebbe praticamente un ulteriore aggravamento per tutti i cittadini. Ecco, noi non vogliamo questo assolutamente, noi chiediamo che vi sia un tipo di risposta positiva per il riconoscimento di quanto non erogato in quel periodo, però chiediamo che non poi ci siano provvedimenti per equilibrare il bilancio a danno ancora dei soliti noti. Certo, perché i soliti noti sono i pensionati, perché hanno le trattenute fiscali, come si dice, a monte, e i lavoratori, soprattutto i lavoratori dipendenti, nelle buste paga hanno le trattenute sempre a monte. No, ma anche, io voglio sempre dirlo perché ci hanno sollecitato a dirlo, i lavoratori partita IVA, perché partita IVA guadagnano cifre irrilevanti, sono giovani o precari o persone che hanno perso il posto di lavoro e guadagnano cifre irrilevanti. Sono quelli oggi più penalizzati oltre ai disoccupati e inoccupati e quelli che sono stati espulsi dal mercato del lavoro per crisi aziendali. Questi lavoratori io chiamo precari, il precariato nel suo insieme. No, precariato a tutti i livelli, perché poi non riusciranno mai a maturare neanche la pensione, appunto, tutta una serie, non hanno tutele, quando poi parliamo sono tantissime donne. Ma in effetti nella mia dichiarazione che ho fatto recentemente ad alcuni giornali ho dichiarato che quel provvedimento della Fornero, oltre a penalizzare appunto circa 5 milioni di pensionati in Italia e circa 500.000 qui in Veneto, non ha dato nessuna risposta positiva alle nuove generazioni. Infatti, poi vorrei aprire proprio questo capitolo. Perché col sistema contributivo, se non rivisto, creerà ovviamente nuovi poveri. Fra 10, 20 anni, 30 anni, cioè i nuovi pensionati avranno delle condizioni reddituali di povertà. Ecco, ma io voglio sapere, per curiosità, perché poi la Fornero è ancora in circolazione, tra l'altro tiene anche convegni, quindi devo capire anche... non è fatta una giusta, cioè sintetizzando, perché ha preso una riforma che poi lo si legge un po' da diverse parti, quindi senza che noi inventiamo niente, una controriforma che non dava nessuna certezza pensionistica alle giovani generazioni, non ha dato nessun tipo di garanzia, ha creato nuova disoccupazione perché poi prolungando il tempo... adesso non c'è il turnover, di conseguenza si blocca. C'è questo ulteriore grana che viene fuori adesso, insomma a un certo punto potevi prevederlo. Ha creato gli esodati, potevi prevederlo, non ha fatto niente di buono. Ha prolungato il periodo, soprattutto per le donne, aumentando contributi, aumentando diciamo anni di età, e di conseguenza hai frenato. Voi non l'avete mai incontrata nel suo girovagare per convegni vari successivamente per chiederle ma con che coraggio ancora, perché veramente è un disastro dopo un altro. Oggi diciamo tra virgolette diventa una discussione molto accademica anche incontrarla, perché lei difende quel provvedimento diciamo forte ovviamente del mandato del governo nel suo insieme, in modo particolare del primo ministro che in quel periodo era Monti, quindi lei si fa forte di questo tipo di contesto in quel momento. E poi in quel momento bisogna anche essere obiettivi, la situazione diciamo finanziaria del paese non era molto positiva e di conseguenza è stato un intervento. Il problema è questo, che anche analizzando attentamente i provvedimenti diciamo, dei magistrati, dei giudici, della Corte Costituzionale, perché avvengono questi provvedimenti e questi interventi autorevoli? Perché manca da parecchi anni la concertazione tra le parti sociali e il governo. Quindi anche in quel periodo noi avevamo chiesto un incontro non per parlarci e basta, ma un incontro trattativa per vedere appunto di evitare queste penalizzazioni e per individuare altri canali di entrata per far quadrare i conti delle casse dello Stato. C'è stato l'ascolto, perché ci hanno ascoltato. Io, quando dico ci hanno ascoltato, perché a quel periodo io ero nel sindacato, non ero ancora entrato all'Auser, quindi faccio questa precisazione, non ci hanno ascoltato e di conseguenza hanno fatto il provvedimento. Poi, siccome che ogni provvedimento diciamo, è opinabile, è discutibile,
un cittadino qualsiasi può impugnarlo, può ricorrere e di conseguenza allora subentra, diciamo, o la magistratura o subentra appunto la Corte, in questo caso costituzionale, che fa giustizia. Ma per evitare il ripetersi anche a questo governo, io rivolgo un invito, anche se ovviamente non mi ascolterà, che è quello di convocare soprattutto i sindacati dei pensionati e confederali per vedere come rivedere quella riforma, chiamiamola col termine nobile riforma, perché io la definisco una controriforma, quella della Fornero, per rivedere quelle parti penalizzanti. Quindi non soltanto per ripristinare, diciamo, questa perequazione mancata di quel periodo, ma proprio per rivederle su insieme, cioè evitare che le donne rimangano lì praticamente fino a 70 anni, ma anche alcuni uomini, sui lavori usuranti, intervenire su queste cose e soprattutto dare certezze previdenziali alle nuove generazioni. Non c'è nessuna certezza. Assolutamente, no, prendiamo questo discorso un attimo solo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Posso parlare? Sì, da dove chiama? Chiamo dal Lido di Venezia. Sì, signora, Mi prego. chiamo Maria Anna. Posso parlare? Allora, sì, secondo me le leggi sono fatte soltanto per togliere soldi ai poveri, chiamiamoli poveri cristi, insomma, abbiamo lavorato una vita, abbiamo una pensione e non siamo poveri cristi, siamo solo sfruttati dagli sfruttatori. E lo Stato, prima di tutto, protegge gli sfruttatori. Per esempio, lo Stato stesso proibisce, cioè toglie la possibilità a una mamma che ha un figlio residente fuori dalla propria città, che è disoccupato, ad aiutarlo con i mantenimenti. Io per esempio ho un figlio disoccupato che vive in un'altra città e gli taglio la mia pensione a metà e gliela do a lui, gliela mando. Però loro non vogliono capire che comunque sto figlio, se non lo mantenessi io, non lo manterrebbe nessuno. Cosa farebbe sto povero Cristo? Va alla Caritas? Allora dico io, perché impedire a una madre che siccome il figlio non è residente con lei a non aiutarla sulle tasse? Punto. Poi c'è un altro problema. Per esempio adesso hanno fatto quella legge che un vecchietto anziano potrebbe fare il mutuo sulla propria casa a scapito degli eredi. Ma dico, ma siamo proprio fuori da ogni ordine di rispetto verso le famiglie. E se un figlio è disoccupato, come farà a pagare i mutui? E può rubare la casa del vecchietto. Ma come si fa a essere così indecenti? Allora io dico una cosa, io ho pensato poi la casa, siccome c'era un avvocato, l'avvocato Tosi, che si era inventato un debito contro di me e voleva portarmi via la casa. Allora io ho dovuto vendere la casa che avevo a Venezia e ci stavo bene a Venezia e comprarne un'altra a Lido a nome dei miei figli, così non l'ho potuta toccare. Però cosa ha fatto l'avvocato Tosi? Mi ha messo, c'è stata la cessione del quinto dello stipendio, io sto pagando l'avvocato Tosi con la cessione del quinto dello stipendio per più di 250 euro al mese. Ma ne dico io, questi avvocati sono anche protetti nella loro maledetta professione dall'ordine degli avvocati. L'ordine degli avvocati protegge questi vigliacchi che non sanno cosa. Signora, va bene, abbiamo capito. Sì. Signora, abbiamo sentito non abbiamo capito la sua problematica. Non invieisca, non conosciamo poi il caso specifico, per cui ce l'ha raccontata, adesso si sta riscaldando. Vediamo un po' di affrontare un po' le due questioni allora, principali. Intanto il sistema bancario è un sistema che fa parte della nostra comunità nel suo insieme, però non è che qui lo Stato abbia delle responsabilità dirette, sono dei comportamenti discutibili, però appunto, come diceva giustamente lei, dobbiamo conoscere caso per evitare appunto di criminalizzare tutti. Però dobbiamo dire, soprattutto per questo aspetto, diciamo così, dell'impegno della propria abitazione per accedere a un mutuo, che in questi ultimi giorni si sono mosse le associazioni dei consumatori a tutela appunto soprattutto degli anziani. Quindi ci sono questi sportelli, dico noi per dire lo SPI, la CGIL, l'AUSE, insomma, ecco, individua nella Fede del Consumatore il punto di riferimento, poi però ci sono anche altre associazioni che fanno capo ad altre organizzazioni sindacali e gli interessati possono andare lì per avere anche consulenza, ovviamente non onerosa questa consulenza, hanno anche loro dei propri avvocati che possono ovviamente aiutare queste persone.
E perché di conseguenza ci sono, diciamo, ecco, dei sistemi veramente discutibili. Cioè, a volte le banche, insomma, dovrebbero, ecco, avere un comportamento, diciamo, di maggiore disponibilità, senza ovviamente creare pesantezze, diciamo, soprattutto problemi alle persone anziane. Le persone anziane vanno dentro il tunnel della disperazione, non sono in grado appunto di gestire questa partita qui. Questa è la prima questione. La seconda questione del figlio, è chiaro che l'istituto, in questo caso l'INPS che eroga la pensione, la deve versare completamente all'interessato, non può scorporarla, dire un pezzo lo verso a te perché sei la titolare e un pezzo lo verso a tuo figlio, non può farlo per le leggi di questo paese, però la signora può benissimo mensilmente, se ha, ripeto, le possibilità. Parlava di agevolazioni fiscali se uno ha un figlio che è disoccupato. Sì, però il problema è che siamo sempre legati al discorso del nucleo familiare. Se la persona, soprattutto il figlio, ha un nucleo familiare proprio, è quel nucleo familiare lì che ha il percorso specifico, diciamo, delle detrazioni fiscali e quant'altro. Quindi bisogna un po' fare chiarezza, insomma, che non è che possiamo stabilire in maniera anarchica tutto come noi desideriamo. Ci sono delle regole, insomma, da rispettare, però le agevolazioni le può dare benissimo al figlio lei come ritiene più opportuno. Certo, non ne ha personalmente a livello fiscale perché non è nel carico, esatto, perché deve essere appunto un nucleo fiscale, diciamo, composito, insomma, quanto farà loro. Assolutamente. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo insieme.